Al Parco Fender di Vittorio Veneto si lavora senza soluzioni di continuità per la sistemazione dell'area adiacente il centro cittadino. Se ne stanno occupando i migranti ospiti del CEIS grazie alla convenzione che comincia a dare i suoi frutti, sottoscritta fra il Comune, lo stesso CEIS, sindacati e Ispettorato del Lavoro. Hanno cominciato a fare del volontariato presso l'area Fender, l'area pubblica, in accordo con le associazioni. La convenzione è stata fatta dal Comune, visto che una convenzione quadro in provincia non c'era. Un modo per rendere alla comunità ciò che la comunità dà loro in termini di accoglienza. Passare 24 ore al giorno, o meglio 12 ore, togliamo quelle di sonno e dedicate alla cura personale e a mangiare, 12 ore senza far nulla sia avvilente e soprattutto non sia una base per costruire nulla per il futuro. Ma c'è un'altra partita sulla quale è necessario stringere i tempi e ritrovare compattezza in tema di accoglienza, e per questo il primo cittadino di Vittorio ha fatto partire stamattina una lettera invito ai propri colleghi a legarsi compatti dal ministro Alfano. Credo che un'accoglienza diffusa sia l'unico sistema dignitoso e degno delle persone e non impattante per le nostre comunità di accogliere queste persone. E al ministro Alfano si rivolge anche la presidente dell'Anci Veneto. Ai prefetti si diano poteri forti. Non si può continuare a chiedere ai sindaci o comunque all'associazione rappresentativa dei sindaci di partecipare quando in realtà siamo da 2 mesi in qualche modo fermi ad uno stallo. Se questa è la situazione, io dico è il caso che chi poi deve gestire realmente nei territori, ed è il Ministero dell'Interno tramite le prefetture, si rendano conto che questa è la situazione.